di quelli che bisognerà soffrire fino alla fine. Siamo una squadra, abbiamo ad oggi abbiamo la sesta miglior difesa ed avevamo l'attacco peggiore. Ora bisogna mettersi sotto e trovare lo spirito giusto. Comunque la reazione della squadra mi è piaciuta, mi sono piaciuti tantissimo, sono contento del gol di Francesco De Rinaldis, del terzo gol, un gol da Sarzanese, un gol di cattiveria, un gol che voleva. E poi onore al Forte dei Marmi, il Forte dei Marmi comunque ha dimostrato che con una squadra diversa da quella dello scorso anno è in cima alla classifica, sta giocando bene, ha costruito una squadra sicuramente ridimensionata ma forte, perciò noi siamo contenti del punto preso questa sera perché l'abbiamo preso contro una grande squadra e niente, noi ripartiamo come dico io con rinnovato ardore. Dobbiamo andare sabato a vincere in Svizzera, che è un po' fondamentale nel nostro percorso in Coppa Europea, e poi abbiamo il Novara in casa con una partita in cui o devi vincere o devi vincere, perché in quel momento lì ti stacchi dal gruppo di fondo e cerchi di guardare avanti, prima di tutto guardando una salvezza importante. Ora come ora dobbiamo guardare solo la salvezza, quello che viene in più lo prenderemo e lo incarteremo e saremo contenti.